your head, close your eyes, you are right, just lay down. Buongiorno e benvenuti a tutti su FIPA Veneto TV. Oggi siamo in provincia di Vicenza, Creazio, per uno degli ultimi appuntamenti delle finali regionali giovanili indoor. Oggi chi c'è in campo? L'Under 13 maschile 6x6 e l'Under 13 femminile. Tra pochi minuti inizierà la prima delle due partite per la categoria maschile, che vedrà il Treviso Volley School contro l'Anta Castelli, mentre a seguire ci saranno il Vigonza Volley e l'Amico Imoco Volley San Donà. Quindi a più tardi per sapere chi sono i campioni Under 13 maschile 6x6 e l'Under 13 femminile. A più tardi.
con Cristina D'Avanzo, che è l'allenatrice dell'Amico Imoco Volley San Donà, nonché la campionessa dell'Under 13 femminile. Cristina, un'esecuzione praticamente perfetta, è il risultato di tanto lavoro, non è vero? Diciamo di tanti anni di lavoro. Noi abbiamo la fortuna di avere un settore giovanile dove gli allenatori e i ragazzi e le famiglie insieme collaborano. Siamo fieri delle nostre ragazze, delle loro famiglie e della nostra dirigenza che continua a far credere che la pallavolo si può fare anche nel nostro territorio. Siamo con Mudicin Renata, che è l'allenatrice del Vigonza Volley. Renata, una partita, una sconfitta, ma anche uno stimolo per crescere. Da dove ripartirete? Ripartiamo dalle ultime partite, perché erano state molto più determinate. Adesso dopo il primo set hanno rinunciato un pochino a giocare, hanno fatto una bella stagione, non hanno mai perso, e questa è la prima sconfitta, quindi... E allora buon lavoro. Grazie. E allora premiamo la seconda classificata del femminile, hanno giocato una bella partita, sono delle bravissime, il Vigonza Volley. E